Benvenuti alla Galleria Comunale d'Arte, io sono Roberta Soneda e sono una degli storici dell'arte e dei musei civici. Oggi voglio presentarvi un olio su tavola dal titolo Ballo tondo, dipinto da Giuseppe Biasi nel 1934-1935. Il dipinto fa parte della collezione civica degli artisti sardi del primo Novecento, tra cui spicca la figura e la personalità di Giuseppe Biasi, personaggio poliedrico, uomo culturalmente formato, che ha viaggiato, che ha girato per il mondo, che si è stabilito anche per alcuni anni in Africa e che ha sempre dipinto ricordando quelle che erano le lezioni dei grandi maestri, avvicinandosi quindi a correnti come il primitivismo di Paul Gauguin, ma traendo spunto anche dall'espressionismo, riprendendo determinati motivi anche dalla Secezione, dal Gustav Klimt. Però ha scelto di utilizzare tutta quella che era la sua formazione artistica per rappresentare la Sardegna, e i suoi paesi, i paesi dell'interno, i suoi riti, le sue tradizioni, i suoi costumi. E tanto che per questo è stato tacciato di essere il pittore del folklore. In realtà la sua scelta è dovuta al fatto che voleva portare proprio in auge la nostra isola, mitizzando le nostre tradizioni e la nostra cultura ed esportandola attraverso le sue opere e i suoi dipinti nel resto del mondo, per farla quindi affacciare sul panorama artistico nazionale ed internazionale, nello stesso modo in cui autori come Sebastiano Sata e Grazia Deledda avevano fatto nel campo della letteratura. E risponde a questa esigenza anche il quadro che vi presento oggi, Ballo tondo, una tela ambientata a Bitti, in particolare ripresa nella zona della chiesa campestre di San Michele Arcangelo, oggi non più esistente, ma che nella metà degli anni 30, quando Biasi dipinse questa tavola, era presente ed era il luogo dove la popolazione di Bitti si recava in pellegrinaggio in occasione della festa del Santo. Ed è proprio questa occasione che sembra raccontare Biasi nel suo olio su tavola. Vediamo in primo piano, anche se leggermente spostati sulla destra, dei personaggi che ballano, fanno il ballo tondo tipico della tradizione sarda. Specularmente in alto, sempre nello stesso quadro ma in piccolo, quasi sullo sfondo, si ripete la stessa scena vicino a quelle che sono le cumbesias, ossia i ricoveri, le case dove i pellegrini andavano proprio in occasione della festa del patrone dove soggiornavano. Accanto al ballo sardo in primo piano compaiono dei personaggi che si accingono a vedere ciò che viene esposto all'interno delle bancarelle. Tutto questo reso attraverso una pennellata asciutta, una rappresentazione molto chiara, anche se non delineata nei contorni, i cui colori ricordano sicuramente i colori fauve, restituiscono quindi immediatamente l'idea della scena che si sta svolgendo. A questo si aggiunge poi l'innovazione di un taglio della rappresentazione prettamente fotografico, per cui la scena viene posta in primo piano ma sulla diagonale, proprio come la fotografia del tempo a cui lui si ispirava rifletteva. E vi invito a vedere anche i nostri grandi capolavori degli artisti sardi alla Galleria Comunale.